Bravi e bravi! Bravi! Bravo Antonio, bravo Luigi! Una vittoria insomma importante, si parte per il rilancio di Portogruaro. Quali le primissime sensazioni? È una piazza che sta festeggiando. Beh, intanto la gioia estrema, veramente è un'emozione grandissima. Si era abbastanza fiduciosi, però finché non hai il risultato in tasca non ce la fai. Il risultato di una grande squadra, veramente una squadra coesa, l'ho già detto, ripetuto, sarà sempre quella. Abbiamo creduto in un progetto di 3 partiti importanti sul modello nazionale e questo credo sia stata la carta vincente, sì. Ecco, la squadra ora che dovrà governare la città, ci saranno i prossimi giorni ovviamente per stilarla, ma quali saranno i tratti distintivi? I tratti distintivi saranno fatti semplicemente dalle persone che hanno lavorato, perché la squadra sarà una squadra politica, abbiamo tante competenze all'interno delle persone che hanno lavorato e sarà affiancata dalla macchina comunale che è già solida, è già approvata e quindi penso che cominceremo a lavorare fin dal prossimo domani, dopodomani. Dopo 2 anni di commissariamento, quasi 2 anni, è tempo di ripartire anche con i grandi progetti. Assolutamente, intanto andremo a vedere cosa è in atto, sicuramente il passaggio di consegne con il commissario sarà molto importante, vedete la città è piena di reti arancioni, quindi significa che i cantieri ce ne sono, l'asilo nido sta andando avanti in maniera meravigliosa, tutta via Trieste sta venendo rifatta e ci sono altri progetti ancora in corso. Riprenderemo in mano il discorso dei lavori pubblici che ovviamente per i quali ci vorranno tanto impegno, il nostro programma sarà la nostra guida, comunque se noi riprenderemo pari pari il programma e su quello proseguiremo. Antonio Bertoncello, candidato del centro-sinistra, è venuto in piazza per abbracciarla. Sì, beh, è un gesto di grande stima e di grande coraggio politico. Antonio Bertoncello ha fatto diciamo, la storia un po' di Portogruaro negli anni passati e da contrapposizione politica non deve inficiare la stima e l'amicizia. Certamente credo che in Consiglio ce le diremo, ma sempre in modo civile e costruttivo.